Benissimo, ben rientrati, di nuovo buongiorno. Riprendiamo con la seconda parte. Partiamo con ancora il professore Jark che fa una introduzione metodologica e introdurrà il tema dei cammini. Poi facciamo degli approfondimenti, il prossimo dopo Jark sarà in inglese, per cui vi chiediamo scusa perché abbiamo avuto un problema tecnico con la traduzione, per cui il secondo intervento sarà in inglese. Poi avremo Pinna in italiano e l'ultimo intervento probabilmente sarà in francese, quindi abbiate pazienza, oggi la situazione è un pochino diversa dalle altre volte, dobbiamo chiedervi uno sforzo. Chiederemo ai relatori di parlare un pochino più lentamente per quelli che non hanno grande dimestichezza con le lingue. E poi faremo una breve pausa e faremo l'ultimo intervento relativo ai tour operator che si occupano dei cammini. Buon lavoro. Bene, sì. Allora, come ha detto Lucio, oggi l'argomento fondamentalmente, che è l'argomento di questo penultimo call to action, è il turismo dei cammini. E abbiamo deciso di organizzarlo in questo modo, visto che il prodotto cammini è una delle scelte strategiche della Sardegna e della regione, di concentrarci concentrarci domani sull'esperienza che sta nascendo e che si sta organizzando in Sardegna. Ma questo pomeriggio lo dedicheremo fondamentalmente a capire che cosa è questo del turismo dei cammini, vedendo alcuni casi non italiani sino europei del modello del cosiddetto turismo dei cammini, per anche vedere quello che è la logica di commercializzazione che ci racconterà Salvatore Accardi. Ok? Bene, voglio farvi però una domanda: che cos'è il turismo dei cammini? Ti sei avvicinata al 90%. Non è religioso. O non è solo religioso. Ok? Sì, vedremo le motivazioni. Allora, qual è il rischio che noi come Sardegna abbiamo nel mercato internazionale se andiamo a promuoverci come turismo dei cammini? Quello non è esattamente così, però che andiamo a combattere contro le emissioni, sì, anche, ma no. Bravo, lì che già abbiamo un problema, non abbiamo un prodotto strutturato, 1. 2, che forse quello che noi andiamo a vendere il mercato non lo capisce. Perché, signori, il turismo dei cammini è un invento italiano, è molto recente. Non esiste concettualmente il turismo dei cammini. Esiste in Italia che lo stiamo organizzando e inventando, da recente. Qual è il problema? Che quello che io ho devo di capire come il mercato lo intende, lo capisce e lo consuma. Mi state seguendo? E non è il turismo dei cammini, si chiama slow tourism, turismo lento. Ok? Pertanto la logica che vedremo oggi fondamentalmente è capire che cosa è quello che noi chiamiamo turismo dei cammini, che nel mercato si conosce come slow tourism. Cosa è il turismo dei cammini? Se mi vado a prendere quello che hanno scritto nel vecchio Ministero della Cultura, Beni Culturali, Turismo, eccetera, dice questo: itinerario culturale di particolare rilievo europeo o nazionale, percorribile a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile. Già c'è un richiamo alle slow,
che rappresenta una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché un'occasione di valorizzazione delle attrattori naturali e culturali dei territori interessati. Bene, chi ha scritto questo ha fatto una grande fumata con fumo di pessima qualità. Perché come andremo a vedere i modelli di fondamentalmente quello che è il prodotto turistico per definizione, che è il turismo il Cammino di Santiago, San Giacomo, se applichiamo che cosa loro hanno sviluppato, vedremo che non si aggiusta esattamente a questo. Non dico che questo non sia corretto, quello che dico è che se vogliamo attirare turisti internazionali e turismo slow, questo loro non lo capiscono. Perché come sapete io ho per forma mentis l'approccio del mercato. Devo di vendere al cliente quello che il cliente vuole e lo vuole comprare. Pertanto devo di tener conto che forse quello che io tento di vendere, che è corretto, devo di spiegarlo in un modo diverso perché un potenziale inglese, tedesco, francese, spagnolo, eccetera, eccetera, me lo capisca e me lo comprenda. Ci siamo? Che cosa è? È un tipo di turismo nel quale il turista abbandona i luoghi a lui consueti, vuol dire cerca un po' di avventura, le sue proprie abitudini, il suo proprio ambiente affettivo, eccetera, eccetera, per arrivare alla motivazione di scoperta spirituale o religiose. Qui ci avviciniamo già di più a quello che è il turismo dove la motivazione è anche personale, che può essere spirituale, religiosa, ma soprattutto di scoperta. E fin qua cominciamo già a avvicinarci. Ma vediamo il fenomeno. Allora, e questo è importante, il turismo dei cammini è molto recente, 3-4-5 anni, non di più. Pertanto non c'è tradizione nel mercato europeo rispetto al turismo dei cammini, è tutto da creare. Ok? Vado a guardarmi che è un turismo però che cresce, livello del 9-10%, che però va associato a come il mercato li vede, ovvero il turismo slow. Se osservate cresce il doppio il turismo slow che il concetto del turismo dei cammini. Pertanto in realtà, vista la commistione, è un turismo che ha un livello di crescita superiore al 25% negli ultimi anni, vuol dire un turismo che tira, un turismo che interessa. Pertanto comincio a capire che com'è questo prodotto turistico o questa domanda turistica. Il fatto che i turisti si muovono a piedi o in bicicletta, pertanto ci leghiamo già al turismo outdoor. Qui le frontiere in qualche maniera si diluiscono, perché l'elemento fondamentale è lo slow, è il viaggiare tranquilli, alla ricerca di quello che oggi il mercato turistico richiede, ovvero l'autenticità. A questo ci aggiunge fondamentalmente che un mercato o una domanda di mercato abbastanza trasversale, non è soltanto dei millennial o dei senior, sino che è abbastanza trasversale, come vedremo con i numeri, ma soprattutto sta cominciando a diventare una delle motivazioni per scegliere una destinazione, il fatto di entrare in contatto con il territorio. Okay? Pertanto, come dire, è una formula turistica o un prodotto turistico abbastanza aperto che in realtà integra determinate motivazioni sotto un stesso concetto commerciale o di prodotto, che è la logica del turismo slow. Bene, quali sono le caratteristiche specifiche nel caso italiano? C'è una grande evoluzione sul valore devozionale, diciamo come motivazione. Qui stiamo ragionando soltanto sul mercato italiano, okay? Che vedremo che non è uguale nel resto di Europa. Con diciamo, la logica quella di andare a passare, fare le vacanze, eccetera, su luoghi che non sono quelli tradizionali. Pertanto è una tipologia di turismo che mi cerca proposte non classiche, non tradizionali, non di massa. Allo stesso tempo comincia a crescere diciamo, l'interesse per il patrimonio culturale e ambientale e soprattutto
quello che sta succedendo in Italia è che fondamentalmente una tipologia, una proposta sulla quale si sta lavorando tutti i diversi, diciamo, sistemi regionali, territoriali, eccetera. Le poche cose in Italia stiamo lavorando tutti assieme. E che cosa è? Beh, i cammini non è soltanto religiosi, perché vedete le tipologie sono queste. Segue le vie dei pellegrini, che è il classico, ma anche tutto quello che è la trasumanza, le vie delle trasumanze, le vie dei pastori, le vie della resistenza, eccetera, eccetera. Vuol dire, è un argomento che mi serve di aggancio per costruire un'esperienza turistica tematica. L'altro elemento importante è quello degli antichi percorsi per il trasporto delle merci, le vie del sale, eccetera. L'elemento dei cammini è che tu hai bisogno di una motivazione, o meglio detto, di una tematica e di un elemento molto importante, come dicevano prima, un punto di partenza che non necessariamente deve essere unico, ma quello che sì che è importante è il punto di arrivo, quello è fondamentale, per quello che si chiama la ricompensa. Quali sono i criteri che abbiamo in Italia per diventare cammino, diciamo, riconosciuto, certificato, eccetera? Che ci siano percorsi fisici lineari e fruibili, ma allo stesso tempo con una certa segnaletica. Qui sulla via Francigena, che io ci ho provato a farla, ci ho finito lontanissimo dove volevo arrivare. Ok? Cioè, in generale ci manca segnaletica. Teoricamente deve essere un percorso sicuro da percorrere, vuol dire che ci sia, diciamo, la incolumità, cioè le opere, i ponti, eccetera, devono essere tutti a posto, ok? Il sentiero tracciato, pulito, eccetera, dove le percentuali, diciamo, di strade percorribili asfaltate non deve essere superiore al 40%, dove ci sono dei servizi di supporto al camminatore, fondamentalmente alloggio, eccetera. Da noi non c'è ancora, come vedremo su altre proposte internazionali, servizi di supporto vero, ovvero ti prendono il bagaglio e te lo portano. Io ho fatto il Cammino di Santiago. Senza bagaglio? Assolutamente sì. Fuori. Se mette in dubbio che abbia fatto il Cammino di Santiago. Mi sono fatto 346 chilometri. Da dove è partito? Eh? Da dove è partito? No, no, quello è troppo lontano. Ma prima o poi lo farò intero. Prima o poi lo farò intero, ma 850 chilometri li posso fare, ma io un mese di tempo non ce l'ho. Cosa faresti voi senza di me per un mese? Capisci? Io portavo lo zaino con l'acqua, le prime cose, ma avevo la macchina a supporto. Quando mi stancavo alzavo la cornetta, chiamavo e arrivava. Scusa, Arrivava anche San Bernardo con la borracina. Ci ho provato a farle con il mio cane, però mi ha detto il veterinario non farlo perché il cane non è... non sei te, capisci? Vabbè, dopo parliamo sul Cammino di Santiago. Va bene? Sito web di riferimento e ovviamente che ci siano servizi di alloggio e ristorazione entro 5 km. Ok? Presenza di un organo di governo del cammino, c'è un soggetto che gestisce questo, e vigilanza e manutenzione del percorso, oltre alla georreferenziazione, il sito del cammino aggiornato, eccetera. Ok, va bene. Che cosa hanno fatto questi? Hanno preso quello che è il Cammino di Santiago e l'hanno piazzato qua. Qual è il nostro problema? Che noi non abbiamo quasi nessuna di queste situazioni organizzate. Sto parlando in Italia. Alcuni cammini che abbiamo in Sardegna siamo già molto vicini. Pinna ci parla. Dov'è Pinna? L'ho visto prima? Dopo ci parlerà, ci stiamo avvicinando abbastanza. Dico bene, Pres? Quasi. Ok? Però questi sono elementi importanti di punto di riferimento. Le strutture, che cosa devono essere? Beh, fondamentalmente accoglienza per famiglie, diciamo in canonica, bed and breakfast, eccetera,
con un prezzo medio che va, diciamo, sui 10 euro un po' in più, o anche tutto quello che sono gli ostelli. Allora, non è un turista di lusso, ok? Pur io dormivo in albergo, ho una certa età, capisci? Non è che mi metto all'ostello con i ragazzini alle 5 delle notte che stanno lì suonando la chitarra, io ho una certa età, ok? Ma te lo dico io, va bene? Pur comincia a crescere perché ha l'elemento, questo è importante, l'elemento di esperienzialità, eccetera, ma soprattutto legato al concetto slow, a diventare una vacanza non soltanto per gente, diciamo, di basso livello, per capirci, di spesa, se no anche a livello, diciamo, medio-alto, ok? Cioè, pertanto non ci inganniamo. Un camino deve avere di default la opzione, diciamo, non dico bassa, cioè autentica, mettiamola così, ma anche deve... Come vasca? Ah, basica, ok, scusa, sono un po' sordo. Basica, però va in crescita come domanda per altri segmenti. Il target. Allora, qui già cominciamo a fare dei ragionamenti, perché apparentemente possiamo pensare che il turismo dei cammini è legato soltanto al pellegrinaggio. Non è vero, perché la stramaggioranza della gente che fa questi tipi di diciamo, attività turistica, io in primis, sono camminatori, ovvero persone che o in modo occasionale o asiduo fanno escursionismo, camminano o trekking o il hiking, ma anche molti che lo fanno per chi pratica la bicicletta e ovviamente meno quelli che lo fanno a cavallo. Ci sono chi lo fanno anche in macchina, ok? Per dire, la tipologia è estremamente legata a Corrado a quelli che sono i tuoi clienti. L'altro punto importante qual è il caso specifico italiano? Beh, maggiormente il 65% degli uomini. Perché? Perché si viaggia con gruppi di amici, eccetera, e lasci la moglie a casa, Sabrina. Capisci? No, ero ancora ferma quando hanno cambiato i cammini dopo che sei andato tu e hanno alzato il target. In tutto caso l'hanno abbassato, perché con quello che ho speso io in ristoranti, perché io l'ho programmato, apro e chiudo un parentesi, io l'ho programmato, diciamo, il mio percorso del ristorante in ristorante. Scusate, io ci ho lavorato 5 anni in Santiago di Compostela, ci ho lavorato in questo mondo, non dico che ho fatto il cammino perché non è vero, non l'ho fatto come professione, erano delle responsabilità che avevo, pertanto ho capito benissimo dove andare a mangiare, eccetera. Pertanto io partivo al mattino a chiedere perdone al Santo Apostolo per la magnata che mi avresti fatto alla sera, capisci? Lo spirito di sacrificio, ok? Bene. È un turista che viaggia da solo, questo è molto importante. La caratteristica dei cammini è che parti o da solo o in gruppo, ma nel percorso non tutti hanno lo stesso ritmo di camminata, pertanto parti con uno ma non è detto che arrivi con quel gruppo, ma si produce l'aggregazione, è uno dei pochi turismi dove si produce in modo naturale l'aggregazione fra la gente che non si conosceva prima. L'altro aspetto importante è che uno che si informa, molto informato logicamente, che utilizza delle guide, ok? Delle mappe, eccetera, che però è attento alla spesa, spende di media non più di 500 euro a viaggio, tenendo conto che diciamo, la media sta sui 7-8 giorni di viaggio, viaggia fondamentalmente, logicamente, in primavera o estate e preferisce le strutture stralberghiere che ovviamente... Stiamo parlando del mercato italiano, sono quelli molto più numerosi sui cammini. È diverso nel caso francese, come vedremo, è diverso nel caso della rotta vicentina portoghese, come anche con i 2 cammini che ci sono in Germania. Come funzionano in Italia? La media di soggiorno è di 10 giorni, per gli stranieri un po' di più, siamo a 17 giorni, 2 settimane, e mentre che però il 25% cammina soltanto per 3-4 giorni, diciamo, come attività. Bene, come si muove? 75% a piedi, un 24% lo fa o fanno i cammini
in bicicletta, un risicabile 1% a cavallo, perché una delle problematiche è che non è che ci siano tante strutture, diciamo, adeguate per chi viaggia in cavallo. E quali sono le motivazioni? Le motivazioni, stiamo parlando caso italiano, Il 25% è motivazione culturale, un 17% è un'esperienza personale lontana da quello che è diciamo, il turismo classico, ovvero il vero turismo lento, slow tourism. Un 13% è la motivazione e anche personale, diciamo spirituale, legata a se stesso, che è staccare dalla quotidianità, un 12% come sfida personale e un 4% per motivazione di fede o religiosa. Ricordate questi dati perché quando li confronteremo con il caso del turismo del Cammino di Santiago è tutto un altro mondo. Ok? Le motivazioni, fondamentalmente la ricerca di benessere fisico e mentale. Ricordate che ne abbiamo parlato diverse volte, come è il turista, come siamo noi come società, come siamo come soggetti turistici, egocentrici, gli egoisti. In conseguenza faccio il cammino per me, per il mio benessere personale, per staccare, non per gli altri né per fare niente, soltanto lo faccio per me stesso, come arricchimento personale, la scoperta di se stesso e ovviamente il vedere, scoprire dei luoghi che non sono, diciamo, tradizionali, noti, conosciuti, eccetera, e anche la ricerca del senso profondo del viaggio. Ma fondamentalmente i tre argomenti è puro egocentrismo. E i bisogni di questi clienti, che cosa hanno bisogno? E strutture ricettive vicine al percorso, perché se ti fai 10, 15, 20 km, 25 km, devi trovare qualcosa relativamente vicino dove andare a poter soggiornare, camere confortevoli per poter riposare, pasti, diciamo, non eccessivamente, come dire, di altissimo livello, ma soprattutto alimentarsi. Oltre a, questo è importante perché è un turismo che ti porta al contatto con il territorio, il conoscere e l'assaggiare i prodotti locali, ma è molto importante perché, come ribadisco, è uno dei pochi turismi dove si produce interrelazione fra le persone. Ok? Il camminare assieme a altre persone. E arriviamo a un punto importante, i tre principali destinazioni turistiche di turismo slow o turismo dei cammini. La Spagna, dove di media, diciamo in Spagna il caso del Cammino di Santiago cambia se è anno santo o no. Quando è un anno santo arriviamo quasi a 500.000 di camminatori, quando è un anno normale siamo sui 250-260 mila, su questi grandi, diciamo, tre cammini, il Cammino di Santiago, la Via della Plata e il Cammino Ignaziano, legato a Santo Ignazio di Loyola, okay? Che ha una logica più, diciamo, di pellegrinaggio religioso, niente religioso la Via della Plata e relativamente poco religioso, come vedremo, il Cammino di Santiago. Quando andiamo a Francia siamo a 50.000 camminatori, che in realtà ha i diversi cammini di partenza che collegano nei Pirenei con il Cammino di Santiago, ma loro hanno sviluppato molto, come vedremo, ci spiegheranno dopo, il Cammino di Saint-Michel, in Normandia, e nel nostro caso in Italia più o meno ci muoviamo sui 40.000 diciamo, camminatori e specifici sui diversi cammini che abbiamo in questo momento. Prevalentemente la più importante da noi è ovviamente la Via Francigena. Da un punto di vista da riflettere perché una destinazione in territorio dovrebbe sviluppare il turismo dei cammini o il turismo slow, fondamentalmente perché mi permette la valorizzazione del paesaggio, di spazi, eccetera, la cura sul paesaggio, ma anche sulle infrastrutture necessarie, perché mi serve anche per portare o per facilitare l'arrivo di turisti a zone che non sono note, conosciute o anche che sono scarsamente raggiungibili, mi permette di rivitalizzare il territorio dell'interno, caso della Sardegna è molto interessante come logica
e anche un po' la logica sul Cisa Iglesiense, quello che si sta facendo sul cammino di Santa Barbara come logica, è il fatto di sfruttare i parchi naturali, eccetera, ma anche e soprattutto il fatto, come vedremo, che grazie a questo attrattivo si crea economia sui territori. Se sviluppi attività economica, microattività se vogliamo, però crei in qualche maniera sviluppo economico e generazione di posti di lavoro, soprattutto per giovani o in luoghi soggetti a spopolamento. E quali sono elementi da considerare? Qui c'è una cosa che è anche molto importante, che mi collego a quello che parlavamo questa mattina, l'adeguazione a quello che la domanda vuole, ovvero la innovazione dell'offerta. Devo di organizzare l'offerta. Mi spiego? Quello che va a camminare parte con il minimo indispensabile, ovvero per un pellerino normale lo zaino non deve superare i 20 kg e già è... Io sono partito con i 25 kg di rigore e dopo una settimana ho capito che avevo bisogno della macchina a supporto, capisci? Pertanto dobbiamo partire sul fatto che questo parte ha bisogno di un'offerta di servizi, che non necessariamente la macchina di supporto, ok? Ma deve trovare dove dormire, posti dove mangiare facili in qualche maniera, deve essere strutturato e organizzato. Ma soprattutto noi dobbiamo avere strategie di marketing finalizzate a raccontare quello che tu otterrai. E devo raccontarlo nel modo nel quale tu mi capisci. Ok? Perché la logica nostra non è detto che un straniero la capisca. Mi state seguendo? A questo si aggiunge che devo di analizzare la domanda per intercettare nuovi target e costruire proposte specifiche su misura, anche creando nuovi prodotti per far sì che diciamo, la mia proposta di prodotto, che è il cammino, diventi fruibili e mi permetta di ottenere delle esperienze turistiche. E da considerare l'accessibilità, che vuole dire non soltanto logistica, se non di informazione. Il turista di camminatori non è uno che parte all'avventura, sa dove vuole arrivare e ha bisogno di certezze e di informazione per rendere i luoghi fruibili a tutti e soprattutto rendere diciamo, fruibile o di facile accesso l'esperienza turistica. Se noi vogliamo creare una proposta di turismo di cammini, su quali criteri dobbiamo ragionare dal punto di vista dell'ottica del mercato? La sostenibilità. Perché? Perché il tipo di cliente è attento alla sostenibilità ambientale, sociale e economica, ma incentivando modelli di sviluppo turistico sul territorio che mi assicurino la sostenibilità per far sì che questo diventi un vantaggio competitivo, coinvolgendo la comunità locale, cioè il cittadino, il residente deve in qualche maniera essere coinvolto, perché se si vede passare davanti tutti i giorni 500-600 soggetti che le aprono il cancello e non se lo chiudono, abbiamo un problema. E di questo ne sappiamo qualcuna cosa in Sardegna. Ok? Dobbiamo anche ragionare sulla tutela della identità dei luoghi, cioè la non... Dove c'è il mio amico delle pietre? È lì. Non la banalizzazione o la mercificazione delle attrattive e le risorse. Stai tranquillo, ti sto difendendo. Non sei d'accordo? Tu non sei mai d'accordo con me. Ma fidati, ok? Ma soprattutto network, ovvero sistema. Un cammino non esiste o non può esistere, non può avere successo se non c'è un sistema sul territorio. Ok? È inutile che un'amministrazione, perché la via Francigena come percorso fa tanta fatica? Perché non c'è il sistema. Cioè il sistema del territorio locale non lo ha concepito ancora, non lo ha in qualche maniera integrato e ci manca questa logica. Okay?
Pertanto dobbiamo di lavorare su modelli di collaborazione e di aggregazione fra i diversi attori del territorio. Mercati. Il turismo slow legato ai cammini ha 3 grandi mercati, diciamo, di outgoing. Uno è la Germania, che loro non viaggiano per motivazioni religiose perché sono protestanti, ok? Viaggiano fondamentalmente per slow, di viaggio di crescita personale. Il 33% ha come motivazione di vacanza il camminare la natura, anche una percentuale non indifferente di motivazione sportiva, mentre che il 24% dei francesi fa vacanza in natura camminando. E anche ovviamente nel Regno Unito il 17%, come ci diceva questa mattina Veronica, le interessa la natura e il paesaggio, e un 7% le sport. Ok? Bene. Andiamo a vedere 2 casi. Il Cammino di Santiago. Fin qua? Qualche domanda? Tutto chiaro? Se non ce l'ho chiaro neanch'io, come volete averlo chiaro voi? Guardate che il turismo dei cammini è molto complesso, perché è talmente recente che è molto complesso. Ok? Va bene, allora, Cammino di Santiago, quello che vi racconto io è raccontato da 2 prospettive. La prima, di uno che ci ha lavorato nel cammino per 5 anni, con responsabilità non indifferenti, e 2 come fruitore Sabrina, e l'ho fatto quando già non lavoravo più. Ok? Experience totale. Bene, allora, la caratteristica del Cammino di Santiago è che è il primo e migliore caso di marketing turistico, perché ha inventato tutto. È certificato che lì non c'è l'Apostolo Santiago. Ma è certificato, sono andate a guardare le osse, non corrispondono per età. No, la tomba esiste. E chi cavolo se ne frega? Perché questo? Allora, vi racconto la storia. Allora, nel 750 d.C., in Spagna non esisteva Spagna, nella penisola iberica, la vecchia Iberia dei Romani, arrivano le arabi e invadono la Spagna, l'Iberia per capirci, ok? E arrivano, vanno su e arrivano verso il nord, dove c'erano determinati, diciamo, piccoli regni, ok? Allora, per avere una motivazione, e qualcuno una battaglia si inventa che l'hanno vinta, dice che l'hanno vinta perché è apparso l'Apostolo Santiago, San Giacomo, e così hanno vinto gli arabi o i musulmani, va bene? Esatto, e di là nasce l'idea di Santiago Matamoros, ok? La traduzione è San Giacomo abbazza musulmani, ok? Cosa succede? Che nell'820 si scopre la tomba dell'Apostolo, ok? E comincia a crescere interesse, un re, capendo che poteva essere una fantastica leva di marketing, decide di costruire il primo tempio, ok? E quello era una landa, e a partire del 1880, eccetera, si comincia a crescere la piccola città. E perché vi racconto questo? Perché allora tutto parte dalla Palestina verso una cittadina che si chiama Iria Flavia, Galizia, ok? Palestina perché? Perché San Giacomo era venuto in Spagna allora a evangelizzare. I poveretto, gli spagnoli non lo cagavano, ok? Lui ritorna in Palestina e lì lo prendono, lo ammazzano. La leggenda dice che 2 dei suoi discepoli rubano le spoglie, si mettono in una nave e partono, e fanno tutto il Mediterraneo, arrivano Stretto di Gibilterra, girano a destra,
salgono tutto il Portogallo per andare a finire in una zona che è l'attuale Galizia, che allora era celtica. Ok? E cosa succede? Che sembrerebbe che quando sbarcano mettono le spoglie in un carretto tirato da bue e i bue vanno avanti fino ad arrivare a un punto, a un bosco, il vecchio bosco che non c'è più di Liebana, dove i bue si fermano e non vanno avanti. Dimmi? I bue o i sardi? Non l'ho capito. Non mi allungo un po' per farvi ridere un po', ma per capire la logica che c'è qui dentro come progetto di marketing. Allora, cosa succede? Si fermano e dice, beh, l'apostolo ha scelto questo posto qua, lo seppelliamo qua. Boom, sparisce la coscienza, eccetera. Arriva quello che dicevo prima della guerra contro gli infedeli, i musulmani, eccetera, eccetera, e qualcuno dice che c'è un punto dove tutte le sere ci vanno le stelle a segnalare un punto. Vanno lì a guardare e trovano le spoglie. Di là nasce il concetto di Campus Stellae, campo delle stelle. Santiago de Compostela, Compostela è traduzione di Campus Stellae. Ok? Cosa succede? Che il vescovo di allora, un tale Teodomiro, intelligente, dice, queste ossa sono dell'Apostolo San Giacomo e dei suoi discepoli, e va e convince il re che l'ha utilizzato in qualche maniera come argomento per far credere ai suoi soldati, cittadini, eccetera, che erano benedetti per andare a lottare contro le arabi o contro i musulmani. Di là parte nel Novecento si costruisce il secondo tempio e a partire dell'XI secolo comincia la costruzione vera del cammino, ovvero si comincia a ragionare per le prime peregrinazioni e il massimo arriva nel XII secolo quando il Papa dà... Cosa? Esatto, l'indulgenza plenaria, la bulla regis aeterni. Cosa vuole dire questo? Che io una volta nella vita devo di andare lì facendo il Cammino di Santiago o il perdono. Perché pensi che ho fatto il Cammino di Santiago? Tutti i miei peccati si sono perdonati, capisci? Sono quasi perfetto. Dimmi? Scusa, Salvatore, dicevi? Ma sempre ripetiamo gli stessi modelli, ok? Bene, e che cosa succede però? Cosa succede? Che mentre oggi, come vedremo, tu hai la certificazione, allora non c'è la certificazione. Pertanto, per dare in qualche maniera un attestato di che eri arrivato e fatto il peregrinatio, ti davano la conchiglia. Di là nasce il concetto della conchiglia, ok? Come certificazione. A partire del XV-XVI secolo, a causa del protestantesimo, tenendo conto che Lutero scrive che lì non ci sono le ossa, che si sta facendo un culto che non è corretto, pertanto non si deve andare. Punto 1. Più la peste nera, il Cammino di Santiago muore assolutamente. Finché arriviamo al rilancio dell'ultimo quarto del XX secolo, stiamo parlando delle fine anni 80, quando si rilancia con una scelta strategica politica specifica da parte della regione della Galizia, del governo regionale. Di là nasce tutto. Ok? Cammino di Santiago, non c'è un cammino. Ci sono diversi cammini, nel senso che abbiamo il principale che tutti fanno, il cammino francese, c'è il cammino del nord, ho detto cammino primitivo, che è l'autentico, sul quale andavano tutti i pellegrini, c'è il cammino portoghese, c'è il cammino inglese dove la gente arrivava in nave fino al Ferrol o fino alla Corugna e si faceva l'altro pezzo a piedi, c'è il cammino della Via della Plata, il cammino catalano, aragonese, eccetera, eccetera. Pertanto ci sono diversi cammini, ma la parte più importante è
tutti i cammini, purtroppo quasi tutti persi, però in qualche maniera c'erano, che andavano a collegare sui 2 punti di accessi, che erano Canfranc da una parte e Saint-Jean-Pied-le-Port dal cammino francese e l'altro cammino aragonese, sia dell'Italia che si collegava con la capia francigena, piuttosto che dalla Germania, la Francia, l'Inghilterra e anche di qualche paese come l'Austria, eccetera. Vedete, abbiamo una rete di cammini fondamentali, ma la realtà è che quello che funziona è prevalentemente soltanto la parte spagnola e neanche dall'inizio. Come vedremo, la stramaggioranza fa gli ultimi 100 km. Il perché lo vedremo adesso. Quali sono le caratteristiche? Il 49% sono donne e il 51% maschi. Come vedete, con un'età più del 55% hanno una fascia d'età che va dai 30 ai 60 anni, mentre che la gente di meno di 30 anni è il 28% e la gente di più di 60 anni è il 17%, del quale il 44% sono spagnoli e il 56% sono stranieri. E di questi osserviamo che di italiani soltanto il 16%, un 14% di tedeschi, un 40% degli Stati Uniti, e questa è una spiegazione, sapete qual è? Il film The Way, un altro esempio di marketing turistico, finanziato in parte dalla regione Galizia per far conoscere nel mercato americano l'offerta turistica del Cammino di Santiago. Beh, un 10% generale, un 8% dei britannici, irlandesi un 4%, questo è l'unico mercato che lo fa veramente per motivazioni religiose, ok? Un 3% dei francesi, eccetera. Diciamo che è abbastanza diversificato. No, 39%, scusa. Sì. Ok? Bene, e perché funziona così? Innanzitutto perché c'è una strategia regionale specifica. Nel 1993 il governo regionale di quella zona, della Galizia, decide di puntare fortemente su questo e crea una società pubblica che si chiama Xacobeo, che è quella che si occupa fondamentalmente della creazione o recupero di ostelli, che all'inizio erano gratuiti, adesso paghi 10-12 euro per dormire, tutta la segnaletica, ok? E il recupero e la sicurezza stradale, eccetera. Che cosa questo è molto importante. Qui stiamo parlando di soltanto i 150 ultimi chilometri, ok? Delle 856 che ha, soltanto 150 corrispondono alla Galizia, che è dove questi si occupano. Pertanto che cosa hanno fatto questi? Traino sul resto delle regioni. Come conseguenza di questa attività sono nate attorno ai diversi cammini molte attività economiche che vedremo, turistiche, di servizi, ristorazione, eccetera. Pensate che la Galizia allora era un territorio in grave crisi che viveva dell'agricoltura o della pesca, con gravi problemi di accessibilità perché è chiuso per le montagne e molta migrazione, ci sono più galiziani in Argentina che non in Galizia, ok? Pertanto era, come dire, hanno capito che era un'opzione di sviluppo economico e l'hanno portata avanti. Qual è il motore? Allora il motore è fatto questa è l'analisi che noi avevamo fatto, di 4 condizioni, o 4 elementi, 4 fattori. 1 le condizioni, 2 la meta, 3 la ricompensa e l'ultimo il costo. Andiamo a vedere l'elemento fondamentale. 1 la promozione che mi fa quel soggetto pubblico che abbiamo visto, che dipende direttamente dall'assessorato, ok? Più la dotazione di servizi, punti di ristoro, le ostelli, eccetera, che ci sono in tutto il percorso. E negli ultimi 150 km sono pubblici, nel resto
o sono pubblici, pochi, ma la stramaggioranza privati, ok? Gestiti anche da volontari, ovvero c'è tanta gente che una volta fatto il Cammino di Santiago, dopo per un mese, 2 mesi, il tempo che vuole, diventa ospedalero, si chiama ospitalero, cioè vai a gestire uno di questi ostelli, ok? Ostelli che sono di diversi livelli, ci sono più diciamo, preparati, altri meno, eccetera, però hanno di logica, come vedete qua, questo è il tipo minimo, hanno una, diciamo, una consistenza, pulizia, eccetera, è standardizzata. Le condizioni. Allora, le condizioni, c'è un elemento molto importante, che è la ricompensa, che ci colleghiamo dopo. Perché 100 km, 200 e 200? Perché io posso fare il cammino, ma se faccio soltanto le ultimi 100 km a piedi, ho diritto alla certificazione per la quale ho fatto il cammino. Se lo faccio in bicicletta ne devo fare 200 e a cavallo anche 200, ovvero non mi guadagno il perdono dei miei peccati se non faccio 100 km a piedi, 200 in bicicletta o 200 a cavallo. Vi è chiaro? E perché questo? Perché la gente per camminare ha bisogno della ricompensa. La gente, per come siamo fatti, nel bene e nel male, abbiamo bisogno di ricompense. Qual è la ricompensa che tu hai? Questo che vedete qua, la cosiddetta Compostela, che io ce l'ho. Sì, perché non è gratis. Questo è l'unica cosa dove interviene la Chiesa. Ok? Cioè, la certificazione te la dà il cosiddetto Cabildo della Cattedrale, Cabildo del Duomo, che è in qualche maniera gli uffici, dove tu paghi 2 euro, ok? E ti danno un bel pezzo di pergamena, perché pergamena, scritta in latino, con il tuo nome scritto in latino, eccetera, firmato dal Cabildo, che è una carica ecclesiastica, dicendo che tu l'hai fatto cioè, hai ottenuto, diciamo, non il perdono divino ovviamente, però ti va a certificare questo. E come lo certifichi questo? Con un documento ufficiale che è quello che si chiama il Carnet del Peregrino, che è un pezzo di carta dove tu vai a certificare i posti che passano, ti mettono il marchio. Vale tutto, dal bar, i canonici, il benzinaio. Il ragionamento è che ti vai a testiguare che hai fatto i 100 km a piedi, 200 in bicicletta o 200 a cavallo. Ok? E che cosa è importante? La meta. La meta, che vuole dire nel passato e nel presente, è il fatto che uno arriva alla piazza d'Obradoiro, che è dove c'è la cattedrale, e diciamo è il raggiungimento della meta. Quello che è successo per evitare, o meglio detto, per gestire i flussi, perché evidentemente Santiago sarebbe come dimensione Olbia, ok? Cioè, che tutti i giorni ti arrivano 30, 40, 50.000 persone, è una città patrimonio dell'umanità, sai, vecchia, diciamo, centro urbano storico, eccetera, e per gestire tutto questo cosa hanno fatto? Hanno costruito prima dell'arrivo, verso l'aeroporto del Peinador, il centro diciamo, dove tu arrivi là, ti ospitano, ti danno tutto, eccetera, in modo che vai a regolare i flussi, che fai gli ultimi 4-5 km per arrivare lì dentro. In un posto che si chiama Monte Dogoso, che tradotto dal galiziano vuole dire monte, diciamo, montagna dell'allegria, mettiamola così. Perché? Perché tutti quei pellegrini che si facevano i 2000 km a piedi, avendola visto di tutti i colori, quando arrivavano alla vista, guardavano la meta, si mettevano a piangere, eccetera. Però che cosa hanno fatto? Partendo da un fatto storico, hanno costruito un elemento di gestione dei flussi turistici. Che cosa si cerca? Fondamentalmente due cose. Una, questo è il cosiddetto portico della gloria, romanico puro, bellissimo.
Quando tu arrivavi lì, ti abbracciavi qui dentro. Questa è la statua del santo originale, ormai non più, che l'hanno dovuto sostituire perché la gente la fregava. La ricompensa è: io arrivo, tocco il santo e i miei peccati sono perdonati. Dimmi? Lo stesso che San Pietro, uguale. Lo stesso, ok? La ricompensa qual è? Oltre a ottenere la certificazione che abbiamo visto, il fatto che posso andare dietro l'altare e abbracciarmi al santo, quella è la ricompensa. Ok? E arriviamo alle chiavi. Le chiavi è tutto un servizio, cioè tutta una struttura di sistema di servizio montati attorno, che mi portano a il trasporto di bagagli, il taxi che io chiamo, sono stanco eccetera, chiamo e arriva, alloggio basso livello, pensione che sarebbe il nostro ostello eccetera, o questa è la foto dell'albergo che c'è accanto della cattedrale, Parador de los Reyes Católicos, 7 stelle, ok? Fighissimo, io ci ho dormito, fighissimo, ok? Con baldacchino, sì, perché è un edificio del XIII secolo, una roba del genere, bellissimo, ok? È statale, proprietà della catena Parador, statale, ok? Quello che è anche molto importante è tutti i servizi, come vedete, ti affittano il carrellino per portare le cose, e c'è un'economia dietro organizzata, ok? Privata, non pubblica. Allora andiamo a guardare le motivazioni. Allora, le motivazioni di chi fa il Cammino di Santiago sono il 26% motivi spirituali, il 26% diciamo cosiddetto personale, possiamo anche legarlo se vogliamo a spiritualità personale eccetera. Attenzione però che un 18% lo fa puramente per motivazioni di divertimento, un 12% per sport e soltanto il 12% per motivazioni religiose, quando un 6% è staccare dalla quotidianità. Dire, il Cammino di Santiago, nel bene e nel male, questo ognuno deve valutarlo, è prevalentemente, le motivazioni sono prevalentemente non religiose o non di fede, mettiamola così. Ok? Cosa dicono i turisti di aver ottenuto? Qual è stata l'esperienza che hanno fatto? Il 35% autorealizzazione, la felicità di quello che ho fatto. Un 20% dicono che come esperienza spirituale eccetera collega con le motivazioni. Prima abbiamo visto le motivazioni in partenza, qui è il risultato dell'esperienza che ho fatto. Un 20% dice che è motivazione di conoscenza personale, riflessione eccetera, l'11% la pace interna, il 9% la solidarietà, valori molto personali, 18% è spiritualità e soltanto un 8% aspetto diciamo di socializzazione, umanità eccetera. Vuol dire, siamo ai livelli di vero turismo esperienziale. Ma soprattutto questo è il caso che è molto più diciamo analizzato eccetera, che è quello del Cammino di Santiago, ma non è l'unico cammino. Un altro che è minore è il cosiddetto cammino ignaziano, che parte dalla città di Loyola, che dove è partito il Santo Ignazio di Loyola prima di fondare l'ordine dei Gesuiti. Lui si è fatto tutto questo cammino e pertanto qua si è sviluppato un cammino che evidentemente è un po' allo stesso livello di quello che abbiamo noi in Sardegna, cioè in crescita e in sviluppo con diciamo i punti più importanti della vita dei santi. Comunque c'è anche il caso di altri cammini che vedremo più tardi, il caso del Chemin de Mont-Saint-Michel, che come vedete è la solita abbazia situata in Normandia, dove lì è un po' la stessa situazione simile, non uguale, che nel caso del Cammino di Santiago, però ci sono diversi diciamo, cammini che da diversi punti di partenza della Francia, Chartres, Parigi, Rouen, eccetera, eccetera, ti portano fino a raggiungere, scusate, Mont Saint-Michel.
Beh, ci sono altri casi, Rota Vicentina, eccetera, ci abbiamo concentrato in questi per darvi un'idea di che cosa è questo del turismo dei cammini, questa tipologia di turismo che può diventare di essere importante anche come attrattivo per la Sardegna, però sul quale dobbiamo ragionare molto in ottica di mercato e tenendo conto che è un mercato che già esiste e che sta funzionando. Ok? Domande? Dimmi. Guarda, ci sono tanti studi, in generale, eccetera. È scarso? Non credo. Posso dirti che nel caso concreto della Galizia, la Galizia è diventato, mi pare ricordare, la quinta regione per flussi turistici. Di media arrivano 250.000-300.000 turisti soltanto per il Cammino di Santiago. Ha una spesa media di 500, dimmi quanto fa. L'aspetto importante che ha come motore economico è che è, come dire, molto distribuito, molto capillare. Lì succede, mi è successo a me, tu stai camminando, hai fame, passa davanti, lì è un po' simile alla nostra Sardegna interna, piccoli centri, eccetera. Tu stai camminando, hai fame, c'è la signora Maria lì e ti fa la tortiglia di patatas, ok? E gli dai 10 euro e la signora si ha guadagnato 10 euro, è molto... non è che sia soltanto sommerso, è molto distribuito, sì, ci sono molti servizi organizzati, molti gestiti da ragazzi giovani, che non sono emigrati, sono rimasti lì. Quello che con la macchinina ti porta il bagaglio, quello che ti va a cercare, eccetera. C'è una economia. Ci sono i tour operatori specializzati che fanno soltanto questo, come attività economica muove parecchio, però ha questa logica. Dimmi. Joseph, trovi che che questo turismo dei cammini possa essere, oltre a essere esso stesso un prodotto turistico, no? Un veicolo di conoscenza del territorio che può creare una ulteriore volano? Sì, devo prendere come riferimento il Cammino di Santiago? Assolutamente sì. Il concetto è, il Cammino di Santiago, la nomea, diciamola così, o la importanza come volumi è la parte finale, 150 km. Ma tutti gli altri 700 km tu attraversi altre regioni della Spagna dove non c'era niente, dove non c'è niente, e quello ha servito per mettere in, c'è una zona, nella parte di Castiglia che fa vini pregiati. 20 anni fa non la cagava nessuno, oggi lì, hanno sviluppato tutta economia, ma sul turismo, enologico del vino è assolutamente organizzato. Sicuramente sì, però attenzione, ritorniamo sempre alla stessa logica, organizzazione e sistema. Dimmi. Una curiosità. Hai parlato di ostelli statali. Allora mi viene Sì, da pubblici. chiedere... Pubblici, bravo. Mi viene da chiedere però, nell'insieme del successo che ha il Cammino di Santiago, Sì. se puoi dare delle percentuali, qual è il ruolo che ha avuto l'apporto pubblico rispetto all'iniziativa privata, rispetto al ruolo anche del riconoscimento dell'ente ecclesiastico? Allora, il modello, questo è impensato, improntato dal pubblico, senza la visione del Presidente della Regione allora, che ormai è morto, eccetera, questo non ci sarebbe stato, ovviamente. Dov'è l'elemento fondamentale qua? Che la Regione della Galizia, ormai 30-40 anni fa, sì, 40 anni fa più o meno, decide che per svilupparsi economicamente deve di sfruttare questo. Investe e lo organizza, non dà i soldi a casaccio, li focalizza. Ok?
quello ha portato che lo sviluppo di questo ha obbligato altre regioni che non sono la Galizia a seguire gli stessi modelli. La zona della Rioja, che è una piccola regione, o Navarra, uno diciamo, delle motivazioni dei turisti che hanno è la gente che va a fare il Cammino a Santiago, pertanto hanno dovuto controllare i cammini, metterli a posto, fare investimenti, eccetera. Qui nasce questo. Quello che è stato importante dal privato è la capacità di vedere l'opportunità di business e di operarsi subito. Qui è l'esempio del ruolo di start-up e di visione del pubblico che dopo il privato va. All'inizio gli ostelli erano gratuiti, dopo 15 anni ha detto basta e non succede nulla. Perché? Perché cosa accadeva? Gli ostelli sono limitati. Uno dei problemi quando fai il Cammino Santiago, ragione per la quale io andavo in albergo, è che la gente si alza alle 5 del mattino e parte per trovare posto perché non puoi prenotare nell'ostello successivo, ok? Nei momenti di grande affluenza tu arrivavi dopo farti 30 km è pieno e c'era anni fa il rischio di dover dormire in metà della strada. Di là sono nati, diciamo, delle ostelli, bed and breakfast, case, eccetera, eccetera, che ti accoglievano. Quelli ti fanno pagare. Cosa è successo? Che mentre il pubblico era gratuito, le altre era cosa ha fatto il pubblico? Anche lui ha fatto pagare per non fare concorrenza al settore privato. La visione è visione, come ho detto questa mattina, di economia pura. Ok? Dimmi. Ciao Joseph, credi sia possibile il processo inverso? Cioè, se la visione parte da un privato, credi che si possa attuare? Dipende di come è il suo portafoglio. O da quanto è capace di coinvolgere il pubblico? Sì, però qui la chiave è il pubblico e avere la visione ed andare dietro. La vedo Quindi dura come... Mi viene da dire, se in Sardegna ci sono dei privati, c'è una visione molto chiara che parte da dei privati, come si può fare affinché venga attuato tutto ciò? Ma cosa fanno i privati? Costruiscono gli alberghi, i ponti, la segnaletica, No, eccetera? mettono in rete, possono Cosa? mettere in rete e possono creare tutto il modello di business che ruota intorno a questo. Cosa mettono in rete? Quello che già c'è, con una tematica molto forte. Non c'è niente. C'è. È lì. La messa in sicurezza e le strade, perciò dicevo, ci vuole la parte pubblica, però se non c'è il sostegno del pubblico, la mia domanda è come si fa? Guardate che un cammino è una roba complessa, molto, come dire, articolata. La risposta non te la posso dare, non so che cosa hai in mente, ok? Ya me lo racconterai. Qui hai bisogno, il vero problema è che tu strutturi un prodotto turistico a partire di risorse attrattive che sono del territorio pubbliche. Tu come privato dai i servizi, ma hai bisogno del pubblico per tutto il resto. Qui perché io insisto sulla ricompensa? Scusate che sia così banale. Perché la gente mi fa tutto questo roba per avere il pezzo di carta che ti dice in latino il tuo nome che hai fatto il cammino. Qui per esempio è stato importante anche il coinvolgimento, o meglio detto, il fatto che la Chiesa il sistema della Chiesa ha lasciato fare in coordinamento, qui hai bisogno di tutto. Ma il cammino, la peregrinazione, nasce per il perdono. L'indulgenza, nasce per due ragioni. Una, perché la Chiesa, il Papa aveva bisogno di soldi, one, e due, io mi faccio tutto questo mazzo, perché alla fine io ho fatto 300 km e va bene, ma c'era la gente che la faceva a piedi. Il problema non era andare, è anche il ritornare. Stavi fuori di casa 2 anni e dovevi ottenere qualcosa, facevi questo per ottenere il perdono, l'indulgenza. Ci vuole sui cammini, perché funzionano, devi avere la motivazione. Come ci racconteranno dopo, dolente o nolente, gli umani
non facciamo niente a gratis, neanche per noi stessi. Pertanto un po' il ragionamento è quello. No, ma guardi che l'anno santo non è stato un problema, una scelta. Sì. No, non sento. Dica, Ha dato dica. un forte input e non è da sottovalutare rispetto alle altre possibilità di cammini nel resto della Sardegna o dell'Italia, secondo me. È una mia opinione personale. La rispetto, ma di uno che ci lavorava lì dal 90 al 95, le dico che non è stato quello. Io sono stato direttore generale. No. Attenzione, quello che ha aiutato è il fatto che Giovanni Paolo II, con il carisma che aveva quel Papa, parlasse di Santiago di Compostela, ok? Ma non è stato il fatto che sono arrivati i pellegrini, è stato un momento diverso. Non è che, quello che devo dirla onestamente, lo dico per la mia propria esperienza, che ho vissuto lì, ho avuto la fortuna, sono stato molto fortunato, lo dico molto tranquillamente, è che la Chiesa locale, attenzione, non la Chiesa spagnola, o meglio dire, non la Conferenza Episcopale Spagnola, d'accordo? Sino la Conferenza Episcopale della Galizia, ok? Ha capito, vista la situazione del territorio, della popolazione, eccetera, che doveva dare una mano, si è messo a disposizione, è stato molto facile fare delle cose, capivano, ok? Non c'è entrato, sinceramente lo dico, non è che il Papa dicendo questo sono arrivate delle orde di pellegrini, no, no, è stato un processo man mano, la crescita è stata man mano. Poi con l'anno santo sì che sono arrivate Ma quando c'è l'anno santo sì, però attenzione. Ma se non l'avesse deciso probabilmente, sicuramente poi sarebbe cresciuto comunque con lavoro che ha fatto lei e tanti altri. No, Però ho diciamo fatto che c'è poco. stato una bella presa come posso dire, di posizione. Ma quello Differente, probabilmente. dato che comunque è tutto legato, a me non piace usare il termine mercato, comunque è tutto legato comunque a un santo, comunque che poi ci sia, non ci sia, questo Guardi discuterne. una cosa è il Però- business, l'altra è la fede, Sì, infatti. ok? Che io abbia la mia fede non vuole dire che non sappia come funziona il business. Però, vabbè, però chi va là, sono anche persone di fede. Ma guardi che nel caso, gli dico una cosa, Medjugorje, sì che ci vai lì per fede, ok? Come diceva il cardinale Martini, d'accordo? Forse Medjugorje non è riconosciuta dalla Chiesa, ok? Però come mi diceva, e conoscevo molto bene il cardinale Martini, diceva, ma è un grande luogo di preghiera, va bene? Come le ho fatto vedere, non è lo stesso Santiago de Compostela. E guardi che non le sto dicendo che io sia d'accordo. Io non sto facendo delle valutazioni, le valutazioni me le tengo per me stesso. Quello che devo dirle è che per motivazioni prettamente religiose non arriviamo al 10%. Che questo comincia a essere un problema. Perché che il 14% me lo facciano per divertimento, a me, Giuseppe Iarchi, personalmente, non mi piace. Dimmi? Sì, ha derivato in un prodotto che non è per nulla religioso, perché il vero problema è che non è che tu fai il cammino e, che sarebbe la logica, al mattino vai alla messa, ti trovi a Liebana, vai alla messa, no, non c'è, il vero problema è che sul Cammino di Santiago la Chiesa come sistema non è presente. Era così, prima le ospedali, come anche le osteli, erano tutti, se lei fa il percorso del cammino, ci sono i vecchi edifici che erano i vecchi ospedali, eccetera, gestiti tutti, giustamente, dalla Chiesa dell'epoca. Oggi non c'è niente, è tutto così.
ribadisco, non è che io sia d'accordo o non sia d'accordo, me lo tengo per me. Okay? Però il quadro, la fotografia della situazione è questa. Dimmi Paolo. Due domande rapidissime. Siccome in Sardegna si parla moltissimo di lotta allo spopolamento, vorrei capire se tu ritieni che il turismo dei cammini possa essere una misura concreta contro lo spopolamento. Questa è la prima domanda. Secondo, insomma, la volta scorsa si è parlato di rete escursionistica della Sardegna, sono stato a Nuoro lunedì, se ne è parlato in termini ancora più concreti. Vorrei capire come interagiscono i due piani, turismo dei cammini e rete escursionistica della Sardegna. Quello che tu dicevi prima della regia del pubblico, se quello può essere un primo tassello del sistema. Grazie. Allora, di come interagiscono il progetto dei cammini e la rete escursionistica della Sardegna, ci sono i colleghi della regione, Renato che non l'ho visto, Pierpaolo Pisu, magari l'assessore Damani, che ti possono essere molto più chiari di quello che posso essere io, che non è tanto un argomento sul quale come dire, ci sono messo fino in fondo. Sulla prima domanda, se questo può essere un fattore per evitare il despopolamento, parlo per quello che io ho visto tanti anni fa in quella logica, la risposta è sì. Perché se tu stai nel tuo paese e comincia a passare gente, comincia a dare servizi eccetera, qui è molto importante quello che era la microeconomia, che pian pianino è diventato, io ho conosciuto dei ragazzi come te tanti anni fa, che cominciavano a portarti le borse, prima ti accompagnavano a piedi, dopo hanno capito, si sono preso l'ape e non ne portavano uno, ne portavano 10, è cresciuto e tanta gente che faceva l'agricoltore eccetera ha cominciato a avere una camera, dopo ha trasformato nel bed and breakfast, si crea economia e pertanto sì, è un elemento assolutamente importante per evitare lo spopolamento, per dare vita a territori in qualche maniera diciamo minori, chiamiamolo così, assolutamente sì. La Regione Galizia per caso ha attinto anche a fondi europei per rilanciare il cammino? Se non ricordo male, sulla parte infrastrutturale, eccetera, sì. Sì. Penso proprio di sì. La programmazione europea è cambiata un po', però penso di sì. La Galizia è la regione obiettivo 1, come la Sardegna, pertanto teoricamente sì. Nessuna. Ma cade nei livelli, cade come dire, i volumi, perché quello che mi fa la via del sale è perché vuole camminare, ok? Per la via del sale o la via dell'acciuga, che esiste la via dell'acciuga nel Cunese, non è una presa in giro, esiste. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.